corso di autodifesa per massaie. Sono pazzi perché... Vabbè, non ve li faccio vedere perché sono... Ora, no, voglio spiegare una cosa a quelli a casa. Dove devo guardare? Diritto? Perché non so c'è... Lì? Va bene così? Sì. Dunque, voglio spiegarvi che questi che vedete, sentite, li sentite solo, meno male. Perché se li vedeste, come entrano là, c'è quella sezione a destra che fa... Ah! Poi finiscono... Ah! Quindi, dunque, per la serie corso per autodifesa per massaie, parlerò come difendersi, perché bisogna, mi rivolgo alle massaie, vi prego di non prendermi per scherzo, sono corsi che io leggo dai libri, perché ci sono state situazioni incredibili, ci sono state massaie scippate in modi stranissimi. Hanno scippato, vi giuro, è un fatto vero, una massaia che stava salendo sull'autobus con la borsa. Lo scippatore gli è andato dietro, gli ha tirato giù le mutandine, lei ha mollato borsa per prendere le mutandine e gli hanno portato via la borsetta. Allora conviene mantenere il sangue freddo, come tirano giù le mutandine, prendere le mutandine e andare via a canguretto, allontanarsi a canguretto senza mollare la borsa. Va bene, no, queste cose, va bene, dai. Allora, io voglio insegnarvi, specialmente a voi a casa, cercate di provare degli insegnamenti giusti che possono salvarvi la borsetta o altre cose. Vediamo come difendersi da un maniaco da autobus. Ci sono quelli che fanno la mano morta, che io non ho ancora capito. Non ho ancora capito perché si chiama mano morta, perché loro sono tutti fermi, l'unica cosa viva che hanno è la mano morta che va per gli affari suoi. Va bene, a parte questo, ora vi faccio un esempio, fermi, vi faccio un esempio pratico. L'esempio pratico, chiamiamo un maniaco a caso. Come vieni tu? Un applauso, vieni qua sopra. Ciao. Non è male, Non è male, va bene. Dunque, ora non sono cose da prendere alla leggera. Io cerca di seguire quello che dico e dobbiamo spiegarlo a quelli a casa. Io sono la massaia in autobus. Sono così, tu sei dietro di me in autobus. Appenditi con l'altra mano, perché è di qua. Ecco. Mi fa un po' paura, però vabbè, lascia stare. Vabbè, fermi per piacere. Allora, siamo in autobus, seguite bene. Allora, il maniaco si avvicina un po' e comincia con la mano morta. Fammela vedere, c'è una paletta, va bene? Allora, e appoggi delicatamente. Toccami tutto il microfono. Stai attento che è il microfono, questo? Toccami delicatamente il microfono. Ecco. A questo punto la massaia si sente toccata. Non può gridare aiuto perché si dice cosa fa? Il maniaco dice cosa fa lei maleducata? E fa brutta figura la massaia. Allora conviene, stai più vicino a me, conviene fare questo. State attenti che sono 2 colpi sui libri. Allora, il primo colpo, detto libera e bella. Che è questo? Libera e bella, libera e bella, libera e bella. Secondo colpo, alzata di gomito alla Veronelli. Alzata di gomito alla Veronelli, poi mi giro, fai vedere la mano che gronda a toccatine. Ecco, vedi come gronda, più grondante. Più grondante, ecco, prendere coi pollici, mettere i pollici sul dorso della mano, fare un passo indietro, girare la mano, ecco, fermo. A questo punto lui è inerme, non può più fare niente. Allora gli dici, sputa per terra, parla al conducente, bestemmia, fuma, così ti denunciano e ti rovini con le tue mani morte. Va bene? Grazie, puoi accomodarti, grazie. Avete capito? Ora proviamo con una massaia. Venga per piacere. Venga. Si metta di qua. Lei è su in autobus. Lei è in autobus. Allora si ricorda com'è: colpo libera e bella con la testa, alzata di gomito alla Veronelli, poi la mano mi gira. Allora, poi gli dirò io. Seguite bene a casa. Io sono il maniaco che mi avvicina e dico: che massaia! Fermi! E
non la tocco per ragioni di rispetto. Ecco, io appoggio col mignolo, facciamo col mignolo morto, le tocco il gabardine, le sfioro il gabardine. Lei si sente sfiorare il gabardine, cosa fa? Colpo libero e bello, benissimo. Alzata di gomito alla Veronelli. No, lei l'ha fatta proprio. Deve fare una specie di colpo col gomito, capite? Fa farmi male. No, non me lo dia sul serio. Mi faccia male con l'alzata di gomito alla Veronelli. Via, Veronelli. Veronelli, si giri, io grondo ancora. Brava, dall'altra parte le mani. Aspetti, e i pollici me li deve mettere qua, i pollici. Dall'altra parte. Dall'altra parte i pollici. Aspetti. E allora, guardi come glieli prendo io, così. Provi. Bravo. Ora, mi giri così. Vede che mi fa male? Vede che ora mi dica, sputi per terra. Sputi per terra. Bestemmi. Parli al conducente. Parla al conducente. Fumi. Fumi. Si denunci e si rovini con le sue mani morte. Si rovini con le sue mani morte. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. Osservate quello che faccio, ho imparato, vi può costare grosse cose. Arrivederci a tutti.